letteralmente un'impresa, un Everest da scalare per andare avanti. Dall'altro lato la leggerezza di potersi portare a casa il punto, che vuole dire qualificazione. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Giracci, benvenuti al centro universitario sportivo di Palermo e CUS Palermo Morrone, l'ultima partita del triangolare del girone F all'interno del primo turno della fase nazionale del campionato Under 17 regionale. Randazzo verso Messina, vuole il traversone al volo, lo effettua. Dall'altro lato si tenta l'aggancio, avanza il CUS Palermo sempre di più, Piazzese, risponde Marano, tutti pronti ad inserirsi, parte Liga, pallone a rientrare verso il secondo palo, colpo di testa, finisce fuori di pochissimo, tentativo di Aiello, Liga avanza, serve largo Salvo Teresi, sventagliato dall'altro lato Piazzese, ottimo assist, Piazzese calcia male, rende in difficoltà Pucciani, il recupero del CUS Palermo, Piazzese davanti Marano, Piazzese basso, la risposta del portiere Rosato, il gol del CUS Palermo con Marco Rosato, 1-0, il primo passo per spirare ancora in questa impresa. Pallone buttato dentro da Belsito, colpo di testa di Marchiotti, Viola verso l'interno a gestire da parte di Termine, pallone basso calciato da Andronache, Rosato si gira, tira alto per la squadra di Palermo a disposizione, c'è il tiro respinto da Marano, possiamo considerare perfetti, e poi Andronache a centrocampo, c'è il tiro fuori di perfetti, Viola lungo verso Termine, mette giù, fronteggia Maniscalco, rientra con il sinistro verso l'interno, Termine ancora, lascia dietro, c'è il tiro di Viola, Piazzese largo da Ruvolo, c'è il servizio in mezzo, Messina la parata, un calcio d'angolo di Marano, parte Liga, pallone che gira, Marano in angolo, la battuta in mezzo, c'è il tocco di Rosato con il petto, Messina verso il centro, il colpo di testa da parte di Pucciano che ha preso la fascia da capitano, consegnata da parte di Lento, pallone che scorre e c'è il gol del CUS Palermo, pallone che è capitato in rete abbastanza casualmente. Il CUS nel caso in cui voglia lottare ancora servono 5 gol per accedere al secondo turno. Attenzione al tiro traversa di Piazzese, Piazza verso Doncor che sale lungo la fascia, il pallone messo dentro dall'altro lato, Piazzese un po' in ritardo, Piazzese contro Bua, prova a girarsi, prova a gestirla, comunque il tiro di numero con l'esterno, respinge Marano, poi da fuori Messina, larghissimo, Doncor verso l'interno, avanza piano piano, pallone per Piazzese a fronteggiare gli avversari, Piazzese vuole piazzarla da fermo, il pallone dentro, Ruvolo, centrale per Marano, Piazzese si mette davanti con il corpo salituro, il recupero del CUS, Messina, pallone dietro, Tripoli, il cross di Messina, l'acrobazia da parte di Ruvolo, poi c'è il tocco in porta, la rete di Piazza, 3-0. Doppio giallo per Marchiotti, Morrone in 10, Liga il recupero su Salituro, avanza ancora il CUS Palermo, Messina, possibilità, mette dentro, secondo palo, colpo di testa, palo di Piazza, secondo legno, pallone raccolto da Di Salvo, lancio lungo ed è ufficiale l'eliminazione dalla fase nazionale del campionato Under 17 regionale per CUS Palermo e Morrone, nonostante il 3-0 dei palermitani.
Si ferma qui la strada per entrambi, passa l'invicta Matera tra le migliori 6 d'Italia.